migliaia di persone che sono venute, migliaia di persone che stiamo già incontrando in queste settimane. C'è un grandissimo entusiasmo per andare a governare altri 5 anni la nostra splendida città, la nostra splendida Verona. Ma è una grandissima emozione, eravamo partiti da qua anche 5 anni fa, il 17 maggio del 2017, e ci portò fino alla vittoria finale. Vedere tutte queste persone, tante persone in più anche dell'altra volta, è chiaro che è una grande emozione, una grande soddisfazione, e siamo qua, sono gli ultimi 22 giorni in cui tante di queste persone, tanti candidati stanno già correndo e stanno già andando per la città a dire le tante cose che sono state fatte in questi 5 anni, la difficoltà di aver superato il Covid e le tante cose che faremo nei prossimi 5 anni. Perché volete che questo sindaco rimanga per altri 5 anni, perché sono state fatte tante cose e tante altre verranno fatte per il bene della città, di cui io ve lo dico e continuo a ripetere, sono fortemente e innaturalmente innamorato. Volto alla rovescia! Ciao a tutti, sono Leonardo Frigo, 30 anni, veronese. Non ho mai avuto paura di metterci la faccia, di sporcarmi le mani. Per quello ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Verona. Ho deciso di farlo perché voglio lanciare la mia sfida, portare idee fresche ed energie nuove a questa bellissima città, Verona. L'amministrazione Sborina negli ultimi 5 anni ha fatto molto, ma c'è ancora tanta strada da fare. Una delle parole chiavi per i prossimi 5 anni è ambiente. Ambiente non solo in termini urbanistici, ma anche per un miglioramento della vita del cittadino veronese. Maggiore spazi verdi significa migliore qualità della vita. I 2 anni di Covid ormai sono alle spalle, Verona è finalmente ripartita. Sono ripartiti i 3 motori economici della città, gli eventi in arena, gli eventi in fiera, gli investimenti sull'aeroporto, ma Verona non è solo il centro storico. I grandi eventi della città devono avere una ricaduta anche sul territorio, anche sui quartieri, perché un quartiere attivo, un quartiere partecipato è un quartiere sicuro. Siamo al Polo Zanotto, qui è dove è iniziato il mio percorso politico. All'università ho trascorso gli anni più dinamici e formativi. Ho una laurea magistrale in banca e finanza, ho avuto l'opportunità di ricoprire diversi ruoli, sono stato consigliere di amministrazione dell'università, senatore accademico, componente di diverse commissioni, ho avuto l'opportunità di seguire progetti importanti, dalla riqualificazione della Santa Marta a rendere l'Università di Verona sempre più dinamica e attrattiva, ma quello che ho sempre voluto essere è un punto di riferimento per la mia comunità, dare risposte a delle domande. Lo stesso vorrò fare come consigliere comunale, essere il punto di riferimento, rappresentare una voce, rappresentare la mia comunità, la comunità di Verona. Il 12 giugno è una data importante, non chiedo solo il tuo voto, chiedo anche la tua fiducia, ti chiedo l'opportunità di entrare in Consiglio Comunale e rappresentare Verona per i prossimi 5 anni, per portare Verona nel futuro. L'amministrazione Sborina ha posto le basi, ma ora c'è ancora tanta strada da fare. Serve un volto nuovo a questa città e bisogna farlo con grinta, entusiasmo, coraggio. L'unica promessa che vi faccio è di rimanere me stesso, un ragazzo con tanta determinazione e tanto entusiasmo. Il 12 giugno non sbagliare, vota Fratelli d'Italia e scrivi Frigo. Grazie Fabio per essere venuto a Verona. Io sono il candidato di Gioventù Nazionale all'interno delle liste di Fratelli d'Italia. Da Roma Fabio, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, è venuto qua a Verona per sostenere la mia candidatura. Leo, sono davvero molto orgoglioso di averti all'interno delle liste di Fratelli d'Italia qui a Verona a rappresentare Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, a dimostrazione che i nostri giovani ci mettono la faccia, vogliono costruire qualcosa di buono per il futuro della loro città. Giovani preparati, competenti. Leo ha avuto un passato importante anche all'interno dell'università, ha fatto il consigliere d'amministrazione, fa politica da tanto tempo nel suo territorio per il bene della sua gente. È finito il tempo, diciamo, degli improvvisati in politica, noi crediamo nel valore della militanza e tu ne sei un esempio. Per noi questa è una grande sfida, vogliamo continuare la buona amministrazione di centrodestra che c'è stata qui a Verona con il sindaco Sborina con energie nuove. Raccontaci qualche tua idea e qualche tua proposta per questa città. Esattamente Fabio, sì.
continuare con questa buona amministrazione di centrodestra, ma portare un'onda nuova di energie fresche, di idee nuove e soprattutto rilanciare Verona con i nuovi eventi. Verona è tornata a vivere, Verona è la prima città in Italia dove sono ripartite le fiere, sono ripartiti i grandi eventi, è ritornata a vivere l'Arena, quindi anche i quartieri devono tornare a vivere. Questa è un po' la mia idea, ma soprattutto anche gli eventi per i giovani devono tornare a essere protagonisti di questa città, perché Verona è una città giovane. Difendere la gioventù di Verona significa rendere grande questa città, continuare a rendere grande questa città significa ridare dignità alla nostra nazione. Il 12 giugno, non sbagliamo, barriamo il simbolo di Fratelli d'Italia e scriviamo Frigo.